Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ci tengo a fare questo video per voi, sia perché ci tengo alla mia dignità, sia come uomo che come artista, come cantante. Volevo comunicarvi che, come voi ben sapete, questo provvedimento che mi è stato notificato, il mio avvocato Luca Gili sta provvedendo ad impugnare questo provvedimento, anche perché, ve lo dico a parole mie, scusatemi se a volte leggo qualcosa perché mi sono segnato qualche appunto, sono tanto bravo, voi lo sapete. La cosa che più mi fa male, innanzitutto io sono stato chiamato dal bingo di Palermo per svolgere questa serata. Poi non è mio compito vedere chi è seduto, chiedere se hanno precedenti penali, chiedere, cioè voglio dire, io ho svolto il mio lavoro e la mia passione, quindi non era mio compito vedere chi c'era seduto o chi fare entrare, anche perché l'entrata era libera. Poi, anche perché voglio dire, come io faccio il cantante, ci sono persone che hanno i negozi, attori, voglio dire, sono state fatte film, serie, allora che hanno fatto gli attori, visto che poi magari in quella situazione si ispirano ad un personaggio o fanno un personaggio, mica vuol dire che domani mattina non possono fare più gli attori, non penso che questo, cioè siamo arrivati un po' oltre. A me dispiace anche perché ho avuto questo provvedimento che secondo me pure magari chi tiene 10.000 precedenti penali non poteva avere. A me dispiace innanzitutto per voi, pure perché avevo delle serate, parlo di voi anche palermitani, e spero che questa cosa finisce qua, anche perché poi sarà il mio avvocato con i giudici e tutto a chiarire questa situazione. Anche, vi ripeto, perché svolgo questa attività da molti anni. Su di me si sono alzati sempre dei polveroni inutili, perché voglio dire, io è vero anche che posso cantare qualche canzone, ma non è dedicata a nessuno, cioè magari come scrivono i giornali, l'ho detto già in un'intervista, quindi sta cosa è stata poi, diciamo, sul discorso è stato allargato, voglio dire. Innanzitutto vi chiedo umilmente scusa a voi che mi aspettavate al teatro, perché c'era una serata, voglio dire, tra un mese ed era sold out già da qualche mese. Spero magari di farla, di spostarla e di farla tra qualche mese. Vi saluto e mi dispiace veramente tanto. Poi ci tenevo anche a dire, anche perché è stato detto il bingo aveva una documentazione non giusta, non si poteva fare, questo comunque voglio dire non è sempre compito mio vedere questo. Come non è compito mio vedere chi viene ad un concerto e sta seduto, la stessa cosa, o facevo un teatro o faccio un concerto in piazza, non è che io posso chiedere la documentazione a chi viene a vedermi, voglio dire, non tocca a me questo, voglio dire. Quindi mi dispiace, anche perché poi sulla documentazione io comunque sono stato pagato e ringraziato, ho fatturato, quindi che poi il bingo diciamo, non era a posto con i documenti, vi ripeto per l'ennesima volta, non è compito mio, tocca a chi vedere questo. Vi ringrazio, vi saluto e spero di incontrarvi al più presto. Ciao Vadiu, un abbraccio.